Buongiorno Sindaco Munari, cosa è successo ieri in particolar modo nella frazione di Boscochiaro? Nella frazione di Chiaro, soprattutto anche in tutto il territorio comunale, abbiamo avuto una classica bomba d'acqua, purtroppo, un nubifragio che ha colpito parte dell'area sud veneziana e che ha colpito gravemente Cavalcare. C'è stata una forte grandinata a Boscochiaro, seguita da una copiosissima precipitazione parlano di 50 metri, 50 litri d'acqua per metro quadrato in 20 minuti, quindi una quantità d'acqua incredibile. Ci sono stati tantissimi allagamenti, sono arrivate squadre da Venezia dei Vigili del Fuoco, abbiamo attivato subito la protezione civile, abbiamo attivato il COC, abbiamo avuto supporto insomma da tutti i livelli, sia la città metropolitana che la regione del Veneto. Tuttora le squadre della protezione civile cavalgrana sono impegnate sul campo, mi auguro insomma che il tempo sia clemente perché stamattina pioveva, adesso sembra abbia smesso, però è una situazione molto critica. Stiamo predisponendo gli atti per chiedere lo stato di calamità naturale alla regione e mi auguro insomma che questo iter possa anche portare al risarcimento dei danni subiti dai cittadini. Ecco, danni alle cose, alle persone? Alle persone non pare, cioè, lo diciamo a bassa voce, insomma stiamo ancora facendo la ricognizione, ma non sembra che ci siano feriti e danni alle persone, sicuramente tanti danni alle cose perché ovviamente tanti piani terra allagati, scantinati, completamente sommersi e quindi tanti ingenti danni alle cose. Compromessa anche la stagione dell'agricoltura? È ancora presto per dirlo, capiamo in queste ore se la terra riesce a assorbire la tanta acqua che è ancora presente sulla superficie e poi sentiremo anche le associazioni di categoria se ci daranno degli aggiornamenti sul punto. Ma la frazione adesso è isolata o... La frazione non è mai stata isolata, però noi siamo stati sul campo fino a stamattina alle 4:30, quindi la situazione era ancora critica perché c'era tanta acqua, soprattutto nella parte centrale tra i due fiumi Adige e Gorzone, dove ovviamente c'è un abbassamento di quello che è il livello del terreno e abbiamo avuto anche difficoltà nel arrivare, giungere ai punti dove c'era tanta acqua perché ovviamente all'interno di orti, all'interno di case, quindi anche con le pompe dei vigili del fuoco della protezione civile non era stato così agile il lavoro.